Chi cercava lavoro un tempo, parliamo circa 35 anni fa, avrebbe fatto carte false per poter entrare in una delle compagnie di bus urbani o extraurbani. Trovare posto alla CTV era quasi meglio che trovare un posto in banca. Oggi sembra che non sia più così, sono cambiati i tempi, le aspirazioni, le esigenze e il conducente di bus non sembra essere un lavoro così ambito, tanto che è Arriva Veneto a cercare di invogliare chi cerca lavoro a spingerlo per accoglierlo nel suo team. È partita dalla compagnia Arriva Veneto una campagna invitando i candidati a presentare il proprio curriculum. In cambio mostra il suo a grandi lettere sui volantini pubblicitari che stanno girando online. Si tratta di una delle flotte più giovani d'Italia, con un'età media di bus di 4,6 anni, di una società giovane, dinamica, di qualità, che vanta una customer satisfaction al 97,8%. Quasi la totalità della clientela è soddisfatta del servizio, ma straordinario se non si ha la patente o la carta di qualificazione del conducente. Se l'azienda lo ritiene opportuno, contribuisce economicamente per far conseguire al candidato le abilitazioni necessarie. Ciò grazie a una collaborazione con l'amministrazione comunale e l'autoscuola Brenta. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.